Buon pomeriggio, voglio dare a tutti il benvenuto a nome della Biblioteca di Area Scientifica dell'Università Ca' Foscari Venezia, di cui sono responsabile, e del suo presidente, il professor Fabiano Visentin. Mi fa veramente piacere aprire questo evento che è frutto di collaborazione tra la Biblioteca di Area Scientifica e il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, che è una collaborazione ormai trasformatasi in consuetudine. Come sa chi segue gli eventi organizzati dalla BAS, da sempre abbiamo lavorato con i dipartimenti scientifici sia per mettere in evidenza la ricerca che vi viene svolta, sia per aumentare l'interazione che il nostro campus scientifico ha stabilito in modo proficuo con il territorio e le sue associazioni. Grande attenzione abbiamo avuto sempre ai temi naturalistici ed ambientali e in questo senso ricordo tra gli eventi che abbiamo organizzato le giornate Natura 2016 e 2018, appunto organizzate con Stefano Malavasi, che allora era componente del nostro Consiglio BAS, sui temi ricerca scientifica e conservazione della fauna selvatica, oppure la fauna selvatica nelle aree urbane di Venezia e Mestre, tra gestione della convivenza con l'uomo e valorizzazione della biodiversità. Inoltre tra queste abbiamo organizzato delle presentazioni di libri come gli Atlanti faunistici come strumenti di conoscenza del territorio che appunto ponevano una riflessione sull'importanza di questi strumenti come possibilità di conoscenza e divulgazione di valori naturalistici e territoriali, in quel caso in collaborazione anche con il Museo di Storia Naturale di Venezia. Poi la presentazione del diario di un'esperienza di ricerca di un ricercatore nell'Artico, nella notte artica, poi l'evento Imaging Nature che toccava proprio i temi di fotografia e cinematografia naturalistica nel terzo millennio, che era organizzato anche con la presenza di una bellissima mostra fotografica curata dall'Istituto di Geoscienze del CNR in Exidata, che era una montagna di vita dedicata agli ecosistemi di alta quota e ai cambiamenti climatici. Quello che volevo evidenziare è che quindi era nata e si è consolidata una relazione con istituzioni culturali del territorio e non e con associazioni che in questo caso ci ha permesso di organizzare questo ciclo di incontri su temi, come avete visto, specifici, che però sono a beneficio non solo dei nostri studenti di scienze ambientali, ma anche di un pubblico più allargato. E veramente spero che siano utili e di interesse anche per le persone non di mestiere, ma che semplicemente vogliono approfondire queste tematiche. Un'ultima cosa, potete intuire da quanto vi ho detto che la nostra biblioteca si sente molto partecipe, coinvolta e proattiva all'attività di terza missione dell'università, per la quale sente di contribuire attivamente perché ritiene veramente fondamentale uno sviluppo di scienza partecipata e una scienza sempre più aperta. E adesso, prima di passare la parola a Stefano Malavasi, che farà da chair e che ringrazio per la sua costante attenzione a queste iniziative, voglio ringraziare Arianna Spada, che è una nostra dottoranda e anche presidentessa dell'Associazione Faunisti Veneti, per il prezioso impulso e contributo. E inoltre voglio ringraziare Piero Franzoi, che è componente del nostro Consiglio di Biblioteca, e il Consiglio di Biblioteca tutto perché condivide e stimola l'organizzazione di queste iniziative, che sono state anche molto, come vedete, ben accolte dal pubblico. In anticipo ringrazio tutti i relatori del ciclo, il dottor Scartoni in primis. Loro si sono resi disponibili a condividere le loro competenze e rappresentano aziende, istituzioni, associazioni del territorio che sono particolarmente attive su questi temi e via via poi nello specifico saranno presentate dai nostri chair. Poi voglio ringraziare le colleghe della Biblioteca di Area Scientifica che stanno collaborando attivamente alla preparazione di questo pomeriggio online, e per chi potesse venire fisicamente in biblioteca, spero che presto tutti lo possano fare in libertà, all'ingresso c'è una bellissima vetrina con i volumi più significativi dedicati alla fauna proprio creata per l'occasione.
Ora do formalmente e virtualmente il benvenuto al primo relatore, il dottor Francesco Scarton, però per la sua presentazione passo la parola a Stefano Malavasi, nostro professore di zoologia. A te la parola, Stefano, e grazie. Grazie Alessandra, ringrazio anch'io tutti gli organizzatori di questo ciclo veramente interessante e prezioso di incontri, e con grande piacere mi appresto a presentare il primo di questi incontri, che è dedicato all'avifauna, componente quanto mai carismatica, direi, della fauna selvatica, non solo del Veneto ma in generale, componente così importante tanto che oltre a una direttiva Habitat in Europa abbiamo anche una direttiva Uccelli, tanto per, diciamo, indicare appunto l'importanza e il valore di questa componente della biodiversità, di questa componente della fauna. E quindi, parlando di avifauna, noi oggi abbiamo un prestigioso ornitologo, il dottor Francesco Scarton, che è presidente di SELC, di una società cooperativa di geologia e biologia applicata, ornitologo professionista, libero professionista, che ha unito, direi, l'attività da professionista con anche un'attività da ricercatore, perché questa attività è testimoniata da numerose pubblicazioni apparse su riviste indicizzate internazionali di alto impatto, e quindi abbiamo l'attività da professionista unita a un'attività, direi, da ricercatore, e con pubblicazioni che contengono dati di ricerca sia pura che applicata, in particolare focalizzata sull'avifauna. E dunque io introduco questo primo incontro di una serie, come sapete, che proseguirà poi per diverse settimane, e l'incontro è intitolato Avifauna del Veneto, stato, andamenti e nuovi arrivi. E quindi ringrazio il dottor Scarton per aver accettato questo invito e per essere con noi per dare questo prezioso contributo, e gli passo la parola. Molto bene, grazie professore, grazie agli organizzatori, ringrazio anche tutti i presenti, vedo che siamo quasi 90 persone, per cui mi fa molto piacere e si vede che evidentemente la cosa suscita interesse. E non sono certamente ornitologo, prestigioso no, sicuramente, però mi occupo da 40 anni di avifauna, sia per lavoro che per passione, soprattutto nelle zone costiere, ma non solo, e quindi anche in buona parte del Veneto. E quindi con grande piacere ho accettato l'invito di aprire questo ciclo dal nome molto interessante, delle conversazioni sulla fauna del Veneto. Allora, adesso provo a condividere lo schermo. Oh, no, eccola qua. Vedete? Sì. Benissimo, benissimo. Ok, Sì. allora possiamo cominciare. Avremo un'oretta di conversazione. Ovviamente l'argomento è molto vasto, quindi cercherò di fare una carrellata sull'avifauna del Veneto, su alcuni aspetti significativi e anche, dove possibile, come vedete, sugli andamenti che abbiamo verificato spesso in periodi molto lunghi. Per fortuna nel Veneto abbiamo alcune serie storiche molto lunghe, anche di 30 anni, che ci permettono quantomeno di descrivere il trend di molte specie, di diverse specie o di gruppi di specie, quindi di comunità di specie. Quante specie abbiamo nel Veneto? Allora, abbiamo fatto con gli amici Mezzavilla, Boma, poi ce ne sono anche altre più recenti, abbiamo fatto una checklist, quindi una lista delle specie note per la nostra regione, e come vedete sono oltre 400, quindi un numero molto significativo se pensate che in tutta Italia quelle annotate, quelle presenti, sono un po' meno di 600, quindi una buona parte delle specie presenti in Italia è presente anche nel Veneto. Come vedete ho messo qualche altro dato: 280 specie di presenza regolare, 33 irregolari e 54, poco più di 50, cosiddette accidentali. Quindi sono specie, queste ultime, osservate pochissime volte negli ultimi decenni. Quante sono le nidificanti? Fino adesso probabilmente sono circa 180, 190, quindi un numero circa la metà di quelle note, come vi ho detto prima. Alcune sono regolari, altre irregolari e alcune invece soltanto occasionali.
Inoltre, vedete nell'ultima riga, sono circa 60 le specie che dobbiamo considerare come alloctone, ossia non sono originarie dell'Europa e di solito sono arrivate quasi sempre grazie alle attività antropiche. Poi, se abbiamo tempo, ho dedicato alcune ultime slide a una specie esotica, vedremo di trattarla soltanto se abbiamo ancora un po' di tempo. 3 riferimenti bibliografici per chi volesse approfondire quello che dopo dirò, ovviamente per forza in maniera piuttosto veloce. Sulla sinistra è la carta delle vocazioni faunistiche del Veneto, è uscita già nel 2013, quindi ha già un po' di anni, però è il primo documento che sintetizza le conoscenze disponibili allora su buona parte delle specie del Veneto. Non tutte, non era possibile, ma tutte quelle di interesse comunitario, più altre di interesse venatorio o comunque gestionale. Un lavoro coordinato da Mauro Bon del Museo di Venezia, Francesco Mezzavilla, e oltre a me, e con la partecipazione di numerosi esperti faunisti, coordinati dall'Associazione Faunisti Veneti, che da decenni si occupa della divulgazione delle conoscenze della fauna, non soltanto degli uccelli, ma anche della fauna in generale. La pubblicazione delle vocazioni faunistiche la trovate sul sito della Regione Veneto, è liberamente scaricabile, c'è un volume principale e un allegato cartografico, di cui vi parlo dopo in una successiva slide. Invece sul mercato, qua mi faccio un po' di autopromozione, ci sono 2 libri, uno è Gli uccelli del Veneto, sempre con Mezzavilla e Bon come coautori, e uno un po' più recente, un libretto su ambienti e fauna del Veneto, in cui con Mezzavilla abbiamo cercato di sintetizzare con un taglio molto divulgativo le conoscenze e lo status della fauna nell'intero Veneto, suddivise per una ventina di siti di grande interesse. Nelle slide talvolta ho messo anche qualche articolo scientifico per chi ha piacere di approfondire ulteriormente le conoscenze. Se va sulla mia pagina di ResearchGate segue il link che ho messo nelle slide e quindi può scaricarsi il PDF. Come vi dicevo prima, nella carta delle vocazioni faunistiche è presente anche un allegato cartografico. Vedete, è stato fatto in questa maniera. Praticamente l'intero Veneto è stato diviso in celle cartografiche per le quali, sulla base delle conoscenze disponibili, bibliografiche, personali e così via, il gruppo di lavoro ha segnato la distribuzione delle specie, quindi con un pallino di colori diverso, vedete giallo, rosso, arancione, e in questo modo abbiamo una rappresentazione semplice, ma io direi anche efficace, della presenza di una specie nel Veneto, anche alle volte suddivisa in base alle stagioni di presenza, ai periodi di presenza, quindi il periodo dello svernamento, oppure il periodo della nidificazione, solo per qualcuno anche il periodo della migrazione. Attenzione, è una carta schematica, semplice, indica la presenza, assenza, non l'abbondanza. Quindi un pallino può indicare la presenza di qualche coppia o di centinaia di coppie, quindi è soltanto una presenza-assenza. È una carta quindi molto semplice, ma che però ci dà già un primo livello di informazione. Nelle prossime slide utilizzerò un criterio molto semplice, quindi affrontiamo quattro macro ambienti, 4 macro aree, quindi costiero, pianura, prealpi e montano. Ecco, ho strutturato la presentazione in questo modo, molto semplice, ma che così mi permette di far vedere alcune delle specie più significative. Zona costiera, evidentemente dominata dai 3 grandi complessi della laguna di Caorle, 2.500 ettari, laguna di Venezia, 55.000 ettari, e delta del Po siamo sui 60.000 ettari. Quindi, laguna di Venezia, una delle più importanti zone umide del Mediterraneo, di grandissima rilevanza per la bifauna, come adesso andremo a vedere. Qui vedete alcune immagini quindi della ricchezza di ambienti che abbiamo nella zona costiera del Veneto. Da sinistra in alto vedete quella è una valle da pesca della laguna sud, quindi potete vedere gli stagni salmastri, i canneti, gli isolotti, e quindi ambienti utilizzati per la pesca un tempo, ma adesso soprattutto per l'attività venatoria. Sulla destra in alto invece avete il reticolo di barene della laguna, vedete una struttura tipica e particolarissima, con una bifauna molto selezionata, poche specie, piuttosto abbondanti. In basso a destra il complesso dunale di Caroman, uno dei migliori dell'intero Adriatico, che offre
spazio per un'avifauna anche di passeriformi, quindi non soltanto caradriformi o uccelli acquatici. E in basso a sinistra invece vedete proprio un'immagine che ho preso da drone proprio ieri, quello è il litorale di Valle Vecchia, uno dei litorali migliori dell'Adriatico, secondo me, in quanto con pochissima presenza antropica e che permette di vedere specie di uccelli che vanno da quelle marine fino a quelle di litorale, di retroduna e di pineta. Quindi un ambiente estremamente interessante. È chiaro che a una presenza di ambienti così varia si accompagna una avifauna altrettanto varia. Qui potete vedere soltanto qualche dato dei tanti che si potrebbero mettere. Almeno 700.000 uccelli acquatici svernati. Come molti di voi saprete, ogni anno a metà gennaio vengono organizzati i cosiddetti censimenti degli uccelli acquatici, non soltanto in Europa ma anche in altri paesi extraeuropei. È un'occasione per poter contare, ecco, censimento, tutti li chiamiamo censimenti, in realtà sono probabilmente delle stime più correttamente, però comunque si chiamano censimenti, e in questo modo a metà gennaio si può avere un'idea del numero di uccelli acquatici presenti. Per uccelli acquatici intendiamo le specie legate alle zone umide, nel nostro caso parliamo di 30-35 specie che vengono censite ogni anno da molti anni, e dopo vedremo proprio un grafico che ci dà l'idea dell'andamento. In base a questi dati è emerso che la Laguna di Venezia è uno dei più importanti siti di svernamento dell'intero Mediterraneo. Quindi già qua cominciamo a mettere un punto fermo. Siamo in presenza di una delle più importanti zone umide per l'avifauna, evidentemente, dell'intero Mediterraneo. Oltre 100 le specie nidificanti nell'ambito costiero, alcune anche con popolazioni di importanza nazionale e talvolta internazionale, quindi popolazioni di grandissimo interesse e rilevanza. Importante punto di transito ovviamente durante le migrazioni primaverili ed autunnali. In questo caso non abbiamo delle stime così, delle stime numeriche, è molto più difficile, però certamente si tratta di, anche in questo caso, di centinaia di migliaia, forse qualche milione di individui che periodicamente, 2 volte all'anno, attraversano la zona costiera della nostra regione. Ho parlato di censimenti di uccelli acquatici, quindi questo è il primo dei trend che vedremo, degli andamenti. Come vedete, i primi censimenti sono stati, in questo caso, in Laguna di Venezia e successivamente anche nel Delta e poi in altre zone del Veneto. Come vedete, il primo censimento risale ben al 93, e quindi quasi 30 anni fa, e vedete anche la successione, l'aumento pressoché continuo di animali. Stiamo parlando di uccelli acquatici svernati, quindi censiti, come vi ho detto prima, a metà gennaio. E vedete che siamo passati da circa 100.000 uccelli nei primi anni 90 a più di 500.000 negli ultimi 5 anni, quindi un aumento notevolissimo. Sono molte le specie considerate, non tutte sono in aumento, alcune sono in aumento, alcune sono stabili, alcune pochissime sono invece in diminuzione. Però certamente vedete che questo incredibile, questo rilevantissimo aumento è molto chiaro. A cosa può essere dovuto? Diverse sono le cause, una attenta e mirata gestione faunistica nelle valli da pesca, che sono gli ambienti dove la fauna acquatica si concentra nei mesi invernali, effetto del cambiamento climatico, almeno per alcune specie ormai assodato che il miglioramento, l'aumento delle temperature fa sì che certe specie svernino in Laguna di Venezia senza procedere più a sud, ad esempio, ed anche una migliore generale conservazione e rispetto, diciamo, della bifauna acquatica. Certamente queste sono alcune delle possibili cause, ovviamente vanno analizzate con maggior dettaglio, ma in questa sede direi che può essere sufficiente. Solo qualcuna, ovviamente non c'è tempo per vederle tutte quante, assolutamente, però vediamo qualche esempio che può essere interessante. Questa è l'alzagola, la più piccola delle anatre che sono presenti in Laguna di Venezia. Potete vedere il numero elevatissimo di individui che viene stimato essere presente in laguna. Siamo nell'ordine dei 150-200.000 individui, quindi dei numeri elevatissimi. La più importante zona italiana è proprio la Laguna di Venezia, specie in forte aumento negli ultimi 2 decenni, ci sono concentrazioni elevatissime in alcune valli da pesca, parliamo di 50-60.000 anatre presenti in una sola valle. Perché questa presenza? Le cause sono la gestione idrica,
operata dai conduttori delle valli da pesca in modo da favorire questa specie, ed anche dall'alimentazione artificiale, ad esempio, che viene somministrata in grandi quantità. È un nidificante raro, tuttavia, in Italia e specificatamente nel Veneto. Vedete la cartina in basso a sinistra, tratta appunto dalla carta delle vocazioni faunistiche. Vedete come la distribuzione è limitata all'inverno, pallino giallo, soprattutto nell'arco costiero, ma anche con qualche presenza a ovest, nella zona del lago di Garda e piccole zone umide vicine. Altra anatra è il codone. Vedete numeri molto più bassi, ma comunque molto significativi a livello nazionale. Siamo nell'ordine di 10-15.000 individui presenti negli ultimi inverni, e questo fa sì che la laguna sia il più importante sito di svernamento a livello italiano. Ho messo questa immagine dell'amico Chiodin perché nel cerchietto vedete un codone che ha un ricevitore, un trasmettitore satellitare, anzi un trasmettitore satellitare montato sul dorso. Quella specie di scatoletta bianca che vedete è un trasmettitore satellitare. Questo serve per condurre studi sulle migrazioni di breve, medio e lungo raggio, in questo caso specifico condotti dall'ISPRA, che è l'Istituto Scientifico Nazionale per la Protezione e Ricerca Ambientale. Ho proprio preso una mappa, una cartografia prodotta seguendo quei codoni che hanno il GPS sul dorso. Ricordo che quel GPS, quel trasmettitore non danneggia gli animali in nessun modo, quindi sono molto leggeri, non impediscono o danneggiano il volo, come è emerso da numerosissimi studi, per cui possiamo essere sicuri che non vengono in qualche modo danneggiati dalla presenza di questo trasmettitore. Come vedete, gli animali a sinistra sono partiti dal lago di Venezia, poi si sono portati sempre più a est. Quell'ultimo fix, l'ultima posizione era nel Mar Nero, non era ancora finita la migrazione, probabilmente poi questi individui andavano verso nord, ancora più a nord, nord-est della Russia, però vedete come in questo modo sia possibile sapere con grande precisione la distribuzione delle presenze nell'arco della migrazione, in questo caso di ritorno verso i quartieri di nidificazione. Quindi un esempio di studio recente applicato con tecnologie anche piuttosto innovative. Al di là degli anatidi abbiamo tra gli svernanti anche molti cosiddetti limicoli. Sono quegli animali, come dice il nome, che spesso possiamo vedere alimentarsi sui bassi fondali. Vi sono molte specie, almeno una dozzina, quindicina di specie svernanti. Ho messo solo questa, chiurlo maggiore, vedete, caratteristico per il becco molto ricurvo. È la specie più grande tra i limicoli che abbiamo presente nelle zone costiere del Veneto. È presente con almeno 1500-2000 anche individui, sono molti a livello italiano. La cosa interessante è che questa specie è presente tutto l'anno nella nostra zona costiera, soprattutto in inverno, ma anche nei periodi di migrazione e in misura molto minore nel periodo estivo. Nel periodo estivo non nidifica generalmente, quindi sono esemplari che non si riproducono perché troppo giovani, perché magari sono stati feriti, debilitati e così via, ma almeno in un caso anni fa abbiamo trovato un nido di chiurlo maggiore in una barena della laguna nord di Venezia. Quindi quello era il primo caso di nidificazione del chiurlo maggiore nell'intero arco costiero del Mediterraneo. Quindi sicuramente una cosa interessante, non sappiamo se si sia riprodotto ancora, è molto difficile da trovare, però certamente quello era un dato di notevole rilevanza. Gli svernanti li abbiamo visti in rapidità. Come vi accennavo, la zona costiera è particolarmente importante anche per le specie nidificanti. E qui ho messo soltanto alcune di queste, in particolar modo ho voluto focalizzare attenzione su 3 specie dei cosiddetti sternidi. In questo caso abbiamo sterna comune, fraticello e beccapesci. Per chi non li conosce sono simili in qualche modo ai gabbiani, però vedete dall'immagine, questo è un beccapesci, sono molto più leggeri, più agili, di dimensioni che possono andare dal piccolo come il fraticello al più grande che è il beccapesci, mentre la sterna comune è di dimensioni intermedie. Accomunate tutte e 3 queste specie dal nutrirsi esclusivamente di pesci, quindi specie ittiofaghe legate a questa particolare risorsa trofica, e quindi evidentemente se abbiamo buone popolazioni di sternidi
vuol dire che abbiamo anche una buona disponibilità alimentare nella laguna o nel delta dove queste specie nidificano. Quella che vedete nella fotografia è una colonia che per alcuni anni si è insediata proprio in prossimità di Murano. Vedete sullo sfondo il campanile, il faro di Murano, e invece in primo piano quella barena coperta di conchiglie dove questa specie ha nidificato. Appunto l'aspetto principale di queste specie è che nidificano in colonie, quindi cosa molto interessante, colonie, gruppi di coppie che nidificano in un unico sito. Questi gruppi possono essere di poche coppie, ma possono arrivare a 1000-1500 coppie da noi in Italia, all'estero anche a decine di migliaia di coppie. Un elemento che li accumula purtroppo è che sempre più spesso d'estate queste colonie vengono sommerse dalle alte maree. Quelle alte maree che una volta si verificavano quasi esclusivamente nel periodo invernale, autunno-invernale, invece da alcuni anni si manifestano anche proprio in maggio-giugno, che è esattamente il periodo nel quale queste specie nidificano. Evidentemente la sommersione dei siti di nidificazione porta alla perdita totale delle covate, dei pulcini, delle uova. Quindi questo è un effetto negativo dell'aumento del livello medio mare che stiamo verificando, che stiamo osservando anno dopo anno in tutto l'arco costiero del Nord Adriatico e non solo, ovviamente a livello planetario. Qui potete vedere 3 particolari siti di ambienti di nidificazione. Vedete in alto a sinistra quello è un nido di fraticello, quindi potete vedere le dimensioni piccolissime delle uova. In realtà è poco più che una buca, una depressione. Le uova sono molto mimetiche e vengono spesso deposte in ambienti sabbiosi oppure in ambienti barenali. Sulla destra, l'immagine più grande, quel cumulo di uova sparpagliate che vedete su una balena sono uova di beccapesci, quindi tutti quelli sono nidi di beccapesci a mezzo metro di distanza uno dall'altro. Se ci fossero animali sopra li vedreste veramente vicini a distanza di becco, e quindi veramente una colonia che molto fitta. Questa è stata presa in Laguna Sud. Invece nell'immagine di sinistra in basso vedete una colonia di sterne comuni, caratterizzate per il becco rosso, la nuca nera, quindi molto, molto semplici da identificare. In questo caso la colonia è ubicata in una barena artificiale, che sono quegli isolotti intertidali che sono stati ricreati da molti anni in alcune lagune e nel delta del Po. Anche per queste specie, per fortuna abbiamo un monitoraggio di lungo termine che con alcuni colleghi ho intrapreso nel lontano ormai 89. Qui vedete una serie di 30 anni, quindi una serie molto lunga di queste 3 specie. Ecco, qui potete notare la sterna comune e il fraticello erano presenti già all'inizio del monitoraggio, subiscono delle fluttuazioni numeriche che è abbastanza classico per queste specie, hanno fluttuazioni anche molto grandi da un anno all'altro. È per questo che è necessario avere delle serie lunghe per poter vedere se una specie sta aumentando o sta diminuendo. Non bastano pochi anni di monitoraggio. Ma vedete in verde invece questo beccapesci di cui vi parlavo prima arriva in laguna a nidificare per la prima volta nel 95 e da qualche centinaio di coppie arriva ad averne più di 1000 negli ultimi anni. Quindi una specie di nuovo arrivo si è insediata, prima non nidificava negli ambienti costieri del Veneto, successivamente si insedia ed è arrivata ad essere la più importante popolazione italiana, quindi e anche a livello mediterraneo è certamente molto importante. Quindi un esempio di una specie, di una delle diverse specie, vedremo dopo alcune altre, che sono arrivate nel Veneto negli ultimi 10, 15, talvolta 20 anni. Un limicolo che è tipico delle barene della laguna di Venezia, del delta del Po, della laguna di Caorle e di pochissimi altri siti è la pettegola. Come dice il nome italiano, ha un verso molto ripetitivo, ma quello che direi è assolutamente rilevante per quanto ci riguarda è che si tratta di un limicolo tipico degli ambienti del nord Adriatico, nel senso che è presente molto abbondante nell'Europa centro-settentrionale, nelle coste nord europee, ma nel Mediterraneo i nuclei principali si trovano esclusivamente, quasi esclusivamente, in Laguna di Venezia. Quindi anche in questo caso almeno il 30%, molti anni fa abbiamo fatto una stima sulla base di indagini bibliografiche, di lettere che c'erano arrivate da esperti e così via, quindi il 30% delle coppie dell'intero Mediterraneo nidificava nel Veneto.
In alto a destra vedete un'immagine che è tratta da un volume di un medico naturalista, Konrad Gessner, che a metà del Cinquecento la descrisse come Venezis totamus. Quindi già allora l'immagine, la presenza della pettegola era associata alla laguna di Venezia, agli ambienti costieri del nord Adriatico. Questa specie, in basso a sinistra, vedete il nido, nidifica proprio in mezzo alla vegetazione allofila. Difficilissimo da trovare il nido e soprattutto, come per quanto riguarda le sterne di cui vi dicevo prima, anche in questo caso l'aumento del livello medio mare comporta la perdita delle uova e dei pulcini. Quindi questa specie così tipica degli ambienti costieri del Veneto sta rischiando, a mio avviso con certezza, di essere quasi totalmente cancellata dal novero delle specie nidificanti. Una recente indagine che abbiamo intrapreso con io e il collega Roberto Valle, da qualche anno stiamo valutando su siti campione l'efficacia dei censimenti con drone, ossia generalmente per fare il censimento della pettegola e di altri uccelli del genere bisogna andare fisicamente nelle barene, camminare e vedere dove sono i nidi, quindi ciò comporta un disturbo notevole e anche il rischio di calpestare involontariamente le uova. Invece abbiamo visto che usando un drone, vedete le due immagini, l'animale si leva soltanto quando il drone è molto vicino e ci permette di capire dove ha probabilmente nidificato. Quindi in un tempo molto limitato, senza o arrecando pochissimo disturbo agli animali, si riesce a fare un censimento che prima avrebbe comportato molto tempo. Quindi questa è una delle applicazioni a livello internazionale sempre più comuni, in Italia ancora meno, però so che viene intrapreso anche in altri siti, dell'utilizzo del drone per quanto riguarda i censimenti e le stime dell'avifauna selvatica. Un argomento a mio avviso interessante e che meriterebbe di essere approfondito senz'altro magari in un'altra occasione. Un altro limicolo, beccaccia di mare, direi che è assolutamente interessante la storia, che sintetizzo, fino agli anni 30 nidificava in Laguna di Venezia, poi scompare, fino alla fine degli anni 80 nel Veneto era limitata al delta del Po, quindi 15-30 coppie alla fine degli anni 80, stava praticamente scomparendo, nidificava solo negli scanni del delta del Po, quelle isole tipiche degli scanni del delta del Po, ma successivamente abbiamo quello che vedete in questo grafico, quindi dal 96, questo è l'esempio della laguna, ma nel delta del Po una cosa simile capita dopo pochi anni, come vedete nel 96 si ritorna, in questo caso ritorna in laguna e dopodiché aumenta progressivamente, negli ultimi anni come vedete sembra essersi stabilizzata, quindi probabilmente siamo vicini ad un livello massimo che il sito può ospitare. Siamo intorno alle 150 coppie, stimate chiaramente, non è un censimento perfetto, è una stima, e anche in questo caso siamo su percentuali molto importanti a livello nazionale. Cosa abbiamo verificato ultimamente? Ultimamente abbiamo verificato una cosa abbastanza curiosa, ossia che abbiamo cominciato a trovare diversi nidi in zone particolari. Quella che vedete in due immagini è un nido di beccacce di mare ricavato sulla sommità di una briccola a 3 metri circa dal livello del mare, no? dal livello. Oppure in basso a destra una immagine di una beccaccia di mare che nidifica su una piattaforma, una vecchia piattaforma di cemento presente nella zona industriale. Quale potrebbe essere la causa di questo? Un effetto dell'aumento delle alte maree, anche in questo caso gli animali cercano di nidificare più in alto, oppure i siti idonei sono già saturi e quindi alcune coppie che non trovano da nidificare nelle barene, negli isolotti e quant'altro si porta su zone meno adatte? È possibile, sicuramente abbiamo un fenomeno che abbiamo verificato da poco e che stiamo cercando di seguire per vedere se continua ad aumentare il numero di queste nidificazioni in qualche modo insolite. C'è da aggiungere peraltro che la beccaccia di mare è nota per nidificare anche in posti strani, se vogliamo. Ci sono foto, se guardate su internet, di beccacce che nidificano nelle aiuole stradali nel nord Europa, in cassette delle lettere abbandonate, per cui non è del tutto improbabile che questo rientri in un comportamento abbastanza tipico per questa specie. Non potevo non lasciare mettere una diapositiva per il fenicottero,
presente regolare nel Veneto solo dalla metà degli anni 90, perché a una certa età si ricorda che prima degli anni 90 vedere un fenicottero in laguna era un'occasione unica, c'era qualche esemplare, era assolutamente rarissimo. Adesso, come vedete, in questo caso negli svernanti si è passati da 0 a 8.000, 9.000, quindi numeri elevatissimi. Ancora fa fatica a nidificare, fa fatica nel senso che abbiamo avuto un paio di casi, mi pare 2 o 3 casi, ma dopodiché non si è ancora insediato. Quindi l'abbiamo presente tutto l'anno in una varietà di ambienti, quindi sia ambienti aperti che valli da pesca. Nell'immagine lo vedete vicino alla zona industriale di Marghera, ma è comune anche in molti altri siti e certamente è in aumento. È considerato, come vi scrivo sotto, un ecosystem engineering, cioè è in grado di modificare in parte l'ambiente dove si trova, perché con la sua attività di filtraggio dei sedimenti riesce in qualche modo a modificare anche i sedimenti delle zone dove, ad esempio, nelle valli da pesca va a mangiare. E quindi in alcuni casi è stato accusato di provocare, ad esempio, una torbidità eccessiva delle acque, oppure di entrare in competizione con altre specie presenti nelle valli da pesca. Non mi risultano studi per il nord Adriatico. In altre zone umide europee, per esempio in Camargo o in alcune zone umide spagnole, hanno studiato vari effetti e hanno trovato sia effetti negativi ma anche effetti positivi dovuti alla presenza di questo animale di grandi dimensioni. Quindi certamente un aspetto che andrebbe studiato in dettaglio nell'ecosistema del nord Adriatico. Vi ho parlato di specie o stabili o in netto incremento, ma dobbiamo però anche parlare di 2 specie in diminuzione nell'ambito costiero. Quindi qua abbiamo quello, il fratino, noto, immagino a molti di voi. Qui vedete uno dei fratini che nidificano nei litorali veneziani, inanellato da l'ISPRA e l'Università di Venezia per uno studio di lungo periodo. È una specie in diminuzione in tutta Italia. Nei litorali veneziani probabilmente abbiamo meno di 20 coppie, una volta 30 anni fa erano 150. È evidente che ha una problematica di base. Purtroppo il fratino nidifica esattamente nei posti che sono utilizzati dai bagnanti da maggio a luglio, agosto, per andare a prendere il sole. Quindi evidentemente c'è una competizione molto forte, il fratino non riesce più a trovare o solo in minima parte un ambiente idoneo. Ci sono poi problematiche dovute alla predazione da parte di corvidi, al disturbo ad esempio operato dai cani vaganti e quindi una serie di fattori che incidono negativamente. Ci sono degli interventi compiuti da associazioni protezionistiche con la posa di gabbiette attorno al nido, interventi assolutamente meritori, ma che forse non hanno molta efficacia perché c'è una grossa predazione dei pulcini. Quello che vedete, ad esempio, è una gabbietta, l'ho fotografato proprio pochi giorni fa nel litorale di Jesolo, e quindi a protezione dell'animale che lo accetta rapidamente, quindi in quel caso la femmina sta covando all'interno della gabbietta, l'area un po' più grande è delimitata con una fettuccia e poi ci sono dei cartelli che correttamente spiegano la finalità di questo intervento, sicuramente meritorio e che ormai nel lido e nei lidi, diciamo, veneziani avviene da diversi anni. Un'altra specie invece di passeriforme in netta diminuzione in tutto l'arco costiero, ma anche direi in complesso nel Veneto, è il basettino. Specie bellissima, vedete, assolutamente semplice da contattare, fa un verso molto caratteristico. In Veneto nel passato era considerato una specie piuttosto comune, svernante e migratrice. Io me lo ricordo comunemente nei cannetti della Cassa di Colmato di Valle Averto, l'oasi di Valle Averto del VF, come relativamente comune, da anni è in fortissima riduzione. E ciò si avvera non soltanto nel Veneto ma anche in tutta il nord Italia e quindi è probabile che sia dovuto a delle cause che ancora non sono ben chiare, ma certamente è una specie che sta subendo un vero e proprio tracollo. L'ho messa in questa, nel blocco della avifauna costiera, ma potevo mettere anche in quella ormai di pianura. Questa è una slide, poi ne vedremo qualche altra, relativa invece agli aironi, gli aironi coloniali. Quella che vedete è la distribuzione in tutto il Triveneto, ma a noi interessa per adesso il Veneto, delle garzaie, cioè quelle colonie di aironi che ormai da molti anni si sono insediate nella nostra regione
e che da marzo fino a giugno, fino a luglio, primi di agosto, caratterizzano molte delle zone umide. Quello che vedete sulla destra è il risultato di un censimento operato nel 2019, grazie alla collaborazione da molte associazioni protezionistiche, ambientaliste, beer watcher, e quindi un censimento fatto da volontari, come sempre negli anni scorsi, viene fatto da volontari coordinati che spendono il proprio tempo e denaro per andare a censire senza disturbare, questo è importante, le numerose garzaie. Gli ultimi dati parlano di circa 150 garzaie presenti nel Veneto, con quasi 8.000 coppie tra aironi e 2 cormorani, cormorano e marangone minore, quindi numeri elevatissimi. Vediamo un attimo un esempio tratto da un rapporto fatto molti anni fa dal professore Fasola e collaboratori, in cui vedete come si distribuiscono questi aironi quando vanno a nidificare. Utilizzano boschetti, fasce ripariali, canneti, che si possono trovare negli ambienti più diversi, dalle delta, dalle valli da pesca o lungo i fiumi chiaramente, ma anche abbiamo garzaie situate in posti molto strani. Abbiamo garzaie situate nella zona industriale di Porto Marghera, ne abbiamo alcune dentro ville venete, nei parchi di ville venete, qualcun'altra invece in montagna, lungo ad esempio il lago del Corlo o vicino a Longarone, per cui zone anche molto diverse. Vedete la distribuzione delle specie, l'airone cinerino è il più grande, sta nella fascia più alta per nidificare, nelle fasce intermedie abbiamo altre sagome, vedete miticora, garzetta, sgalla, ciuffetto. L'airone rosso invece è quasi esclusivamente limitato ai canneti e talvolta arbusti, quindi nidifica molto più a terra rispetto alle altre specie. Questo è il risultato del 2019 nel solo Veneto. Come vedete, specie per specie, provincia per provincia, chi vuole si può scaricare il rapporto che è disponibile sul sito Birding Veneto, dove trova i dettagli. Avete visto qui, vi ho segnalato in rosso 2 specie per il quale il Veneto ha una grande importanza a livello nazionale. Quindi parliamo dell'airone rosso con una stima di circa 700 coppie, sottolineo circa, e anche del cormorano. Per queste specie il Veneto rappresenta veramente una delle aree di maggior consistenza a livello nazionale. Quindi questo è uno dei risultati del censimento che ci permette di avere una distribuzione, una conoscenza della distribuzione delle garzaie molto buona. Anche in questo caso un trend molto lungo, purtroppo non sono regolari i censimenti, vengono fatti, come vi dicevo, assolutamente a titolo volontario, quindi per fortuna che sono stati fatti, ma per il resto non abbiamo mai avuto dei sostegni da parte di enti pubblici. Vedete il primissimo censimento fatto dal professor Fasola e collaboratori, coordinato da loro nell'81, quindi parliamo di molti anni fa. Vedete il numero di coppie in blu e il numero di garzaie in arancione. Quindi le coppie allora stimate erano circa 2500 e le garzaie erano poco più di 20. Se guardate la successione, arriviamo al 2019 con 140 e passa garzaie e oltre 5.000 coppie di ardeidi, in questo caso solo ardeidi, non includiamo cormorano e marangone minore. Quindi l'aumento è notevole, non per tutte le specie. Infatti, se vedete sulla destra, ho inserito 3 grafici relativi a altrettante specie. Vedete l'airone cinerino in aumento continuo, assolutamente continuo. Lì il guardabuoi, specie non presente nei primi anni 80, arriva alla fine del 99 e dopodiché continua ad aumentare in maniera ormai progressiva e diciamo assolutamente evidente. La garzetta ha un andamento diverso, sta diminuendo, anche a livello europeo in molti paesi sta diminuendo e il Veneto non fa eccezione. Solo un paio di specie, questa la conoscete tutti, airone cinerino, vedete la distribuzione nella mappa del Veneto, praticamente ovunque, pressoché ovunque, in grande aumento, lo troviamo nelle garzaie nei settori più strani, come vi dicevo, dalle zone industriali alle aree suburbane fino alle valli da pesca, e attualmente conta almeno 2000 coppie, quindi certamente è la specie più comune tra tutte quelle che vengono studiate. Airone guardabuoi, quello di cui vi dicevo prima, una specie di nuovo insediamento, attualmente presente con circa 650 coppie, certamente destinata ad aumentare. È aumentato anche come svernante, probabilmente favorito dalle temperature sempre più miti. Qui ho messo 2 foto
che sono state prese, quella di sinistra l'ho fatta in Kenya, e là lo vedete assieme ai bufali cafri, assolutamente una scena comunissima in quel caso, mentre sulla destra, quella è stata fatta nella foce dell'Isonzo, in Friuli Venezia Giulia, ma mi serviva per far vedere come da noi utilizzi ovviamente bovini e anche equini. In quel caso i cavalli vengono utilizzati per mantenere bassa la vegetazione nell'ambito della riserva della foce dell'Isonzo. L'airone rosso, altra specie particolarmente interessante, come dicevo, legata ai canneti, quindi canneti in buono stato. Nel delta del Po, ad esempio, amici esperti hanno effettuato delle indagini da cui risulta che diversi canneti alla foce del Po, dei rami del Po, sono in diminuzione, si stanno diventando sempre più radi, e questo ovviamente impatta negativamente sulla consistenza dell'airone rosso. Devo dire che però l'airone rosso ha imparato a nidificare da poco in alcuni impianti di fitodepurazione, dove ci sono grandi estensioni di canneto o di tifeto. Ad esempio vicino alla zona industriale di Marghera c'è la cassa di colmata A, dove da alcuni anni abbiamo una colonia di 150 coppie di airone rosso, quindi una colonia molto molto importante a livello del Veneto. Fatta questa piuttosto lunga trattazione della zona costiera, ci spostiamo verso l'interno, in questo caso zona di pianura, vasta pianura veneta. Questa è una foto d'aereo, di solito la nostra pianura è così, estremamente frammentata, urbanizzazione diffusa, fasce naturali limitate di solito a siepi, magari a canali, rogge e così via. Certamente un assetto che non favorisce la presenza dell'avifauna, assolutamente no. Altro aspetto particolare invece è quello delle grandi bonifiche coltivate ad intensivo, e in quel caso c'è ancora meno spazio per l'avifauna. Qui vedete un trend delle specie dei cosiddetti agroecosistemi. In questo caso è un monitoraggio che ha avuto inizio nel 2000, si chiama MITO, monitoraggio italiano ornitologico. Questi sono i risultati per il Veneto che vi ho presentato. Vedete dal 2000 al 2020, quello che vedete in grafico è un indicatore, quindi non è un numero assoluto di coppie o di individui, ma è un indice di popolazione. Si ottiene con una serie piuttosto complessa di passaggi, ma la base è data da rilievi fatti in maniera standardizzata negli stessi punti ogni anno da rilevatori che appositamente addestrati. Come vedete, fatto 100 il 2000, nel 2020 siamo arrivati a meno 40%, quindi ci suggerisce questo indicatore che le popolazioni siano in forte diminuzione. Se vedete sulla destra c'è una indicazione fatta a livello cromatico. Verde sono le poche specie in aumento, cornacchia grigia, gazza, rigogolo, e poi abbiamo le grigie stabili, e il rosso e rosso scuro quelle in diminuzione o in forte diminuzione. Come vedete, diverse specie di agroecosistemi stanno diminuendo. Le cause sono state più volte affrontate, più volte ribadite, non dico niente di originale: frammentazione del territorio, uso di fitofarmaci, all'epoca caccia eccessiva, adesso probabilmente meno, anche inquinamento, per cui il tutto sta comportando una assoluta perdita di avifauna negli agroecosistemi. Questo è lo stesso indice ma a livello italiano, quindi parliamo di tutta Italia, dal 2000 al 2020. Vedete in verde l'indice degli uccelli di pianura, agroecosistemi di pianura, e in rosso invece vedete quelli in giallo, quello delle praterie montane. Dopo lo affrontiamo un attimo. Anche in questo caso meno 47% negli ultimi 20 anni. Quindi il Veneto segue in questo caso assolutamente in maniera lineare ciò che è stato osservato in tutta Italia. Quindi un crollo fortissimo di molte, non tutte, molte specie di agroecosistemi. Quindi una sintesi è questa, quindi fortissima riduzione di molte specie. Ne ho messe soltanto alcune: Averla piccola, Allodola, Torcicollo, ma anche altre. Questo è il comparto ambientale, quindi a mio avviso, nel quale sarebbe più urgente intervenire con interventi diffusi e localizzati di ripristino ambientale o creazione ex novo di ambienti di pianura, quindi paludi acqua dolce, aree incolte, prati stabili. Qui c'è bisogno di intervenire in maniera concreta per cercare di arrestare questa continua perdita di biodiversità a cui stiamo assistendo da decenni ormai. Comunque, almeno per fortuna, nelle pianure, nella nostra pianura, abbiamo comunque una
presenza di alcuni siti che hanno una discreta naturalità. E cito le cave allegate, i boschi che sono stati creati nei decenni scorsi da numerosi enti pubblici, qualche palude d'acqua dolce, ormai pochissime, zone agricole non intensive e i corsi di alcuni fiumi. Quindi diciamo che in queste aree si conserva un po' di biodiversità che è andata scomparendo invece nel resto della pianura. Qui vedete due cartine delle specie in forte diminuzione. Vedete a sinistra l'allodola che praticamente in molte zone della pianura è semplicemente scomparsa, mentre resiste bene nelle zone prealpina e in qualche zona costiera. E a destra invece vedete la verla piccola, anche in questo caso presenza ormai prossima allo zero nelle zone di pianura vera e propria. Vi sono ancora discrete popolazioni nella zona prealpina e qualcosa in ambito costiero, ma certamente c'è un grande buco nell'ambito della pianura, quindi nella zona centrale della nostra regione. Un esempio di specie di agroecosistema, ma anche urbano, di ambiente urbano, è questo, che faccio vedere diverse volte quando faccio queste presentazioni. Nel caso della Passera d'Italia, specie in forte diminuzione non solo nel Veneto, ma in tutto l'areale. Non chiare le cause. Leggevo proprio ieri un risultato di una ricerca inglese per cui in quel caso sembrerebbe che ci fosse qualche zoonosi, una malattia che ha colpito soprattutto i giovani di Passera, in quel caso Passera europea, ma simile, una specie molto simile alla nostra. Sono state ipotizzate altre cause, da inquinanti nella benzina verde alla ristrutturazione degli edifici, all'aumento di predazione da parte di corvidi, quindi una serie di cause che certamente hanno portato a un declino veramente notevole di una specie che un tempo era molto più abbondante. Due specie che invece sono in aumento in ambito di pianura sono il picchio verde, vedete ormai diffusissimo dalla costa fino a ambienti collinari prealpini o di bassa montagna, e il gheppio. Il gheppio, ricordo che 20-30 anni fa era raro in molte zone, adesso è molto molto più comune, quindi sicuramente queste due specie vanno in controtendenza e hanno manifestato un evidente incremento. Negli ambiti fluviali di cui vi dicevo prima sussiste una specie che è presente, una natide, la moretta, molto bello anche da vedere, una specie comune in inverno, ma che nel Veneto si riproduce da metà anni 80, quindi nel Bellunese prima, poi in Laguna di Venezia, poi nel fiume Sile, e attualmente la popolazione regionale che nidifica in queste zone d'acqua dolce è di importanza a livello nazionale. Quindi nidifica, come vedete, scritto, in zone umide d'acqua dolce, naturali o anche artificiali, anche in cave ad esempio, no? Cave allagate, acque eutrofiche e con fitta vegetazione ripariale. Una stima di qualche anno fa dava 30-40 coppie e probabilmente sono anche aumentate, per cui almeno questa specie certamente ha un trend positivo in ambito regionale. Quest'altro magari vi è meno noto, ma è l'occhione, una specie rara e localizzata, che storicamente forse aveva nidificato, ma non vi sono dati certi. Sicuramente ha cominciato a nidificare da qualche decennio, esclusivamente per ora nel medio corso delle Piave, quindi nell'ambito delle grave della zona di Macerata, Gaiarine, conosce quindi Treviso. Sono stimate certamente poche coppie, 20, ma in aumento. Nidifica sul terreno con perdita dovuta ad esempio alla presenza di motocrossisti, alla presenza delle greggi nei periodi della transumanza, per cui c'è una perdita di uova e eventualmente di pulcini. Recenti studi anche qui fatti da ISPRA sulla migrazione con lo svernamento osservato in Tunisia di animali che nidificavano nel Piave. Da aggiungere che da pochissimi anni ha iniziato a svernare anche nel Veneto, quindi alcuni individui non si spostano più a sud ma restano tutto l'anno nella nostra regione. Anche in questo caso si ipotizza che ciò sia dovuto a un incremento delle temperature medie invernali. Una specie tipica di agroecosistemi che viene poco considerata è invece la pavoncella. Non c'erano stime recenti, abbiamo cominciato un'indagine assieme a qualche collega da qualche anno, siamo arrivati a stimare 1000-1200 coppie, quasi tutte, non tutte, ma quasi in colture intensive. Evidentemente questo porta alla perdita in diversi casi delle covate, vedete nel cerchio una pavoncella
e in primo piano un trattore, ovviamente in base a causa dei lavori agricoli, però comunque la popolazione italiana, la popolazione veneta rappresenta almeno il 30% di quella italiana, quindi un notevole valore. Nella cartografia vedete le due zone di maggior presenza, pianura veneta orientale, quindi provincia di Venezia e in parte Treviso, e poi un gruppo invece nelle zone veronesi, soprattutto nelle risaie, che sono un ambiente molto importante per alcune di specie di limicoli e per la provoncella, in particolare per la nidificazione. Due sole slide per una specie di grande interesse che ormai è facilmente osservabile, soprattutto in volo, in migrazione. Una volta, fino a pochissimi anni fa, era molto rara da vedere o da sentire perché è molto vocifera, ma da pochi anni si è instaurata una rotta migratoria che lambisce tutte le prealpi del nord Italia, per cui ormai in novembre, dicembre e in marzo-aprile è comunissimo osservare questi stormi di gru in migrazione. In questi ultimi mesi, aprile scorso, marzo-aprile, hanno osservato qualcosa come 2000 gru in un unico stormo, quindi numeri elevatissimi. È una specie che sta aumentando in tutta Europa e chiaramente aumenta anche quelli che passano nella nostra regione. Sosta sia nei vasti comprensori di bonifica, ma anche sul greto dei fiumi, in alcune vallate, e ci sono anche osservazioni per Cansiglio e Asiago. È molto probabile che, come già avviene ad esempio nella vicina Emilia-Romagna, la specie inizia anche a svernare regolarmente. Qui vedete un'immagine, sulla destra è un piccolo gruppo di gru ferme nella zona di Catron, per chi conosce, tra Venezia e Treviso, e quindi anche quest'area sta cominciando ad assumere importanza per la gru, e a sinistra invece c'è il grafico delle presenze rilevate nella piattaforma Ornithò, che è quella piattaforma molto interessante in cui chiunque può caricare i propri dati ornitologici. Vedete, il numero di individui osservati nel 2010 era circa 1500, siamo passati nel 2020 a 20.000. Quindi, anche considerando l'aumento dei rilevatori negli ultimi anni, certamente c'è un notissimo incremento di questa specie di grandi dimensioni, particolarmente carismatica, direi. Una cosa che viene spesso non considerata come dovrebbe, a mio avviso, è la presenza di rapaci svernanti nelle zone agricole. Da qualche anno ho attivo un monitoraggio nella zona di pianura veneziana e ho potuto verificare la presenza in inverno di 8 specie di rapaci, le più comuni delle quali le ho messe qui, quindi parliamo di rapaci svernanti presenti da dicembre a febbraio, tanto per capirsi. Vedete da sinistra Poiana, la più comune, Gheppio, Albanella reale, Falco pellegrino e Sparviere. La Poiana è quella appunto più abbondante, le altre un po' meno, ma diciamo che Poiana e Gheppio rappresentano il 90% della comunità di rapaci svernanti. Quindi ambienti a prima vista poverissimi, in realtà, se studiati con un po' più dettaglio, possono comunque garantire sostentamento anche per specie certamente esigenti come parecchi di questi rapaci. Ci spostiamo ancora più verso l'interno, e quindi in questo caso siamo nelle prealpi, ambiente molto interessante, molto bello, notevole ricchezza di specie. Nell'immagine vedete le praterie nella zona del Monte Cesen, quindi siamo nella dorsale Cesen-Visentina, al confine tra Treviso e Belluno, ed è sicuramente una zona di interesse anche per le specie di prateria sommitali, quindi quelle praterie dovute all'azione dell'uomo che ha portato al taglio della vegetazione e al pascolo, ed ha creato in questo modo anche degli ambienti utili per alcune specie che poi andiamo a vedere in velocità. Sicuramente rappresenta ormai la zona, la fascia, quella prealpina, di maggiore importanza per averla piccola, torcicolla e allodola, che sono esattamente quelle specie che in pianura sono ormai ridotte a numeri bassissimi, se non praticamente scomparsi. Ovviamente da citare soltanto, non possiamo entrare in dettaglio, la presenza di intensi flussi migratori. Ricordo la stazione del Monte Pizzoc nei pressi del Cansiglio, da anni attiva, e anche le osservazioni dei rapaci che il collega Mezzavilla compie nei colli asolani da molti anni, che dimostrano come ci siano veramente dei passaggi notevolissimi sia di piccoli passeriformi che invece di uccelli da preda di maggiori dimensioni. Qualche specie tipica delle zone prealpina, questo è il culbianco, quindi vedete nella cartina prealpi, ma anche tutto il settore montano, è una delle specie di culbianco tipiche delle praterie sommitali. Prispollone, simile all'allodola, ma
come vedete, esclusivamente limitato a zone prealpine e montane, e quindi un indicatore tipico, una specie tipica che possiamo associare ad ambienti di questo tipo. Nelle praterie che avete visto del Monte Cesin ho iniziato alcuni anni fa un monitoraggio dell'avifauna nidificante, quindi soltanto nidificante, con uno studio, diciamo, standardizzato nel periodo maggio-giugno. Vedete uno dei vari risultati: la comunità, l'insieme delle specie presenti più abbondanti sono quelle riportate nel grafico. Tra queste i più abbondanti sono Prispollone, Allodole, Aquilbianco, Averla piccola e così via. Quindi questo ci permette di caratterizzare l'avifauna presente nel Monte Cesin. A livello di andamenti, direi che questi possono essere di un certo interesse. Come vedete si parla del 2015-2018, non ho inserito ancora i dati più recenti, però comunque le prime risultanze, ancora da verificare con più anni, sono di un aumento della verla piccola, e questo me lo confermano anche altri esperti che lavorano in altre zone, mentre invece per le altre specie, ad esempio soprattutto per il Prispolone, sembra esserci un forte decremento. Ripeto, sono dati ancora preliminari che però ci danno una tendenza che potrebbe essere particolarmente preoccupante nel caso di Prispolone e secondariamente anche di Allodole e Culbianco. Dati preliminari, prendeteli un po' con cautela, però vanno integrati. Aggiungerò altri anni, quindi spero di prossimamente in un'altra occasione di dare valori più significativi. L'ho messo in questo caso nella zona prealpina, ma potevo metterlo anche in pianura o in parte della montagna. La specie più comune della pace notturno, l'allocco, apparentemente stabile in tutta la regione. Non abbiamo però purtroppo delle stime o dei censimenti di lungo termine. Presente anche in ambiti urbani o suburbani. Sedentaria, stimiamo che vi siano 1000-1500 coppie nel Veneto, ma ripeto, c'è una forte incertezza. Questa specie ed altre meriterebbero senz'altro un monitoraggio di lungo periodo, esteso a buona parte del Veneto sicuramente. Questa specie è di grandissimo interesse. Questo è il biancone, per chi non lo conosce, un intermedio come dimensione tra la poiana e l'aquila reale. Vedete nell'immagine, si nutre quasi esclusivamente di rettili, quindi super specializzato, per questo da noi molto raro, stimiamo meno di 10 coppie, concentrate, come vedete, esclusivamente in alcuni comprensori delle prealpi, e quindi zona delle prealpi del Cesin-Vicentin, zona Lessini e qualcosa tra Asiago, Cansiglio e Alpago. Quindi certamente una presenza che da poco si è insediata nel Veneto ed è di grande rilevanza a livello nazionale. Per ultimo andiamo velocemente nel settore montano. In questo caso troviamo le principali o anche intere popolazioni regionali di diverse specie di tetraonidi, o anche l'aquila reale, i picidi, numerosi passeriformi. Non possiamo entrare in dettaglio, stiamo andando verso la fine e quindi sarò molto veloce. Diverse le pressioni ambientali che agiscono sulla fauna dell'ambiente montano. Certamente io elencherei la eccessiva presenza antropiche, sia in inverno che durante la stagione della nidificazione, la riduzione delle praterie per l'aumento della copertura arbustiva ed arborea e anche le variazioni climatiche. Quindi abbiamo un po' una sintesi delle varie pressioni che possono agire. Soltanto qualche slide. Gallo cedrone, anche questa specie carismatica, specie tipica delle aree dominate da boschi di conifere, latifogli, ma anche boschi misti, è in calo in tutta Italia, quindi tutte le pubblicazioni più recenti ci danno un calo di questa specie. Nel Veneto, come abbiamo messo qui nella slide, stime non recenti, sottolineo non recenti, indicavano 500-700 coppie. Sarebbe certamente il caso di aggiornare questi dati. Io non ne sono a conoscenza, magari ci sono, però non li ho trovati. La specie è limitata quasi esclusivamente al settore tra Belluno e Vicenza, quindi come vedete nella mappetta a sinistra. Pernice bianca, grande interesse anche per questa specie, tipica degli ambienti di alta quota, assolutamente. Nel Veneto presenta una sensibile diminuzione sia dell'areale che della popolazione. Questa specie a livello europeo sta risentendo negativamente dell'aumento delle temperature medie, quindi sta
Si è notato nel recentissimo Atlante europeo, uscito un paio di mesi fa, si è notato come la specie tende ad andare sempre più in alto, quindi sta aumentando il proprio livello di presenza, diciamo, proprio perché le temperature probabilmente a quote più basse sono ormai poco sostenibili per questa specie, e ciò comporta una diminuzione dell'areale disponibile per la pernice bianca. Nel Veneto sono presenti tra Belluno e Vicenza non più di 400 copie in base ai dati che abbiamo presentato nella cartografia di cui parlavo all'inizio, carta regionale, e che andrebbero certamente aggiornati. Gracchio alpino, specie direi comune, regolarmente confusa dai visitatori dei rifugi con il corvo, con il merlo e così via, soltanto perché è nero col becco giallo, ma comunque molto abbondante. Vedete nella cartografia non soltanto nel settore montano, ma anche, sebbene in minor presenza, con minor presenza in alcuni comprensori delle prealpi. Non abbiamo una stima di popolazione, perché è molto difficile trovare, censire le colonie di questa specie, e quindi possiamo essere tranquilli sulla distribuzione areale, ma non abbiamo delle indicazioni valide sulla consistenza di queste popolazioni. Francesco, sì? Ti ricordo che hai 5 minuti. Benissimo, ti ringrazio. D'accordo? Ti ringrazio. Aquila reale, ovviamente, da mettere assolutamente, tipica delle aree montane, però risente in qualche modo del disturbo antropico, il classico caso che talvolta può venire del disturbo operato o da arrampicatori oppure da parte di parapendio e cose simili, e anche della progressiva espansione del bosco a scapito degli ambienti aperti, e quindi una riduzione di ambiente di caccia. Nella regione ultimamente, negli ultimi anni, era in aumento, attualmente, più recentemente, sembra essersi assestata tra le 40 e le 50 copie, quindi queste sembrano essere le dimensioni della popolazione di aquila reale nella nostra regione. Uno passeriforme assolutamente caratteristico di ambienti di alta montagna è questo, fringuello alpino, come vedete distribuzione molto localizzata, relativamente comune, dico relativamente, e certamente è uno degli elementi di spicco della fauna alpina del Veneto, quindi mi sembra opportuno, interessante, quantomeno citarlo. L'ultima specie dell'ambiente montano, e poi abbiamo concluso, è questo è lo smergo maggiore. Bene, nel Veneto diverse specie di ambienti caldi si sono insediate negli ultimi anni, quindi penso al gruccione a fine degli anni 90 e poi più recentemente alla ghiandaia marina, il cuculo del ciuffo. Questa invece è una specie che viene da nord, perché fino a metà anni 90 nidificava esclusivamente a nord delle Alpi, quindi ad esempio in Svizzera. Nel 96 la prima nidificazione italiana si ha proprio nel Veneto, e successivamente risulta in aumento. È un'anatra molto particolare, è ittiofaga, si nutre di pesce, come vedete dal becco, uncinnato, tipico proprio di questa specie, nidifica in pareti ed anfratti, quindi non a terra, ma anche in questo caso ha un comportamento un po' peculiare, quindi anfratti lungo fiumi e laghi, in forte aumento in inverno. Essendo ittiofaga è facile prevedere future problematiche, omesso con pescatori e gestori di impianti ittici, perché per adesso è in aumento ma i numeri sono ancora relativamente bassi. È chiaro che diventando sempre più comune potrebbero esserci forti problematiche con le attività di pesca. Una sintesi finale, ma proprio in poche righe, avifauna ricca, ampiamente diffusa e per alcune specie, sottolineo alcune specie, anche abbondanti. 30% degli uccelli acquatici sverranti in tutta Italia, oltre a popolazioni nidificanti di importanza sia nazionale che internazionale. Numerose le specie in aumento negli ultimi 10-20 anni, alcune specie di uccelli acquatici, alcuni rapaci diurni, diversi picchi, non tutti, il colombacio e alcuni passeriformi. D'altro canto ne abbiamo anche in diminuzione, dall'ocedrone, francolino, albanella e così via, le vedete alcune delle quali numerate. Infine, alcune specie si sono insediate negli ultimi 20 anni o anche meno, ne riporto soltanto alcune: sterna comune, pernice di mare, ghiandaia marina, cuculo al ciuffo, eccetera. Quindi in una visione di sintesi direi che questi possono essere gli spunti principali per concludere la presentazione. Avevo anche alcune slide sulle specie invasive, ma direi che il tempo è finito, quindi lasciamo spazio a eventuali domande. Vi ringrazio per l'attenzione.
Allora, grazie Francesco per la tua super esaustiva presentazione. Sono arrivate diverse domande che Va bene, ti vediamo. faccio. Ok, arriviamo subito. Allora, Gabriele ci chiede, nella distribuzione annuale della Beccaccia di mare ci sono due buchi, insomma, due assenze. Per quale motivo, cioè a cosa sono dovuti questi due assenze? Dunque, nella distribuzione del Beccacce di mare, un attimo. Allora. Beh, distribuzione, se parliamo... certo, nel grafico, sì. Sì, nei grafici. Certamente, nel grafico è molto semplicemente non abbiamo potuto andare a uscire in laguna in quei casi, in quelli del 2004 e del 2008 per effettuare il censimento, quindi non sappiamo quante fossero le coppie di quei 2 anni, tutto là, semplicemente. Ok, sempre Gabriele ci chiede per quale motivo il fenicottero non nidifica. Sì, allora, il fenicottero è una specie, diciamo, abbastanza particolare, se vogliamo, che può utilizzare molte zone umide per anni senza poi nidificare e improvvisamente poi portarsi a nidificare con colonie di grande estensione. È possibile che nelle valli da pesca la specie non sia particolarmente ben gradita e quindi sia stata allontanata, almeno in un caso è avvenuto sicuramente, quindi temo che questa possa essere la spiegazione più probabile, quindi una scarsa attitudine di alcuni, soltanto alcuni gestori nel caso di questa specie che, come dicevo, è accusata, ma non sappiamo se ha torto o ragione, di impattare sull'ambiente idrico e dei sedimenti. Quindi direi che al momento sembra essere questa la spiegazione più probabile, ma non possiamo escludere che nel giro di qualche anno si insedi qualche grande colonia. Speriamo ad esempio che la Valle Averto, l'oasi del WWF di Valle Averto, che ogni anno ospita 800.000 animali non nidificanti, possa costituire il primo sito stabile per l'intera laguna di Venezia. Diciamo. Ok, così rispondi anche alla seconda domanda che ti faceva se c'era un contrasto con alcune categorie, in parte hai Sì. appunto risposto già. Vittoria e Giovanni invece ci chiedono se è possibile che le cornacchie e le gazze siano la causa della diminuzione oppure della minaccia ai passeriformi di cui hai mostrato che appunto c'è un Sì, calo. è un argomento che sarebbe molto interessante così affrontare. Certamente vengono spesso accusate di essere una delle cause della diminuzione di molti passeriformi. Anche qui devo andare a studi inglesi che trovano sì una predazione, ma non particolarmente significativa. Parlo di studi durati molti anni, effettuati con notevole dettaglio, per cui la situazione è probabilmente sito-specifica, deve essere valutata con attenzione. Faccio un esempio anche dell'effetto su non passeriformi, quindi quale la pavoncella. Di giorno avevano osservato una forte predazione da parte dei corvidi, ma mettendo delle fototrappole hanno osservato che era di notte che si aveva la maggior parte ancora più predazione ed era dovuta alla volpe. Quindi con un'indagine molto di dettaglio hanno scoperto che in realtà il predatore nel caso della pavoncella non era il corvide più importante ma la volpe. Quindi certamente sì, i corvidi si nutrono di uova, di punti e di passeriformi come tutti avremmo magari visto, però sulle dimensioni dell'impatto non siamo ancora, non abbiamo dati sufficienti almeno a livello locale. Diciamo. Ok, passo alla domanda successiva. Mi chiedono quali sono le specie più sensibili all'inquinamento. Ma sì, non è semplice dare una risposta del genere perché appunto la stessa specie può essere presente in più ambiti, assolutamente. Quindi abbiamo specie certamente quelle tolleranti che vediamo negli ambiti urbani, dalla tortora, dal collare, ma adesso anche il colombaccio, ad esempio, lo storno e il merlo, molto probabilmente possiamo considerarle come poco sensibili all'inquinamento. Altre specie, ad esempio acquatiche, certamente possono essere sensibili all'inquinamento. Mi viene in mente il caso del martin pescatore o del tuffetto, che notoriamente possono accumulare molte sostanze inquinanti nei propri tessuti e quindi è stato visto come queste siano assolutamente sensibili all'inquinamento. Ripeto, una risposta esauriente non è possibile proprio perché c'è una vasta varietà anche all'interno della stessa specie. Ok, ti ringrazio. E un'altra domanda è da parte di Camilla che chiede: è possibile contribuire come cittadini, quindi a piccola scala,
anche nel proprio giardino ad un miglioramento o conservazione della biodiversità a scala locale? Ma sì, questo apre il grande discorso del bird gardening. Ricordo che in Inghilterra ci sono milioni di sterline spesi per il mangime da dare agli uccelli nei propri giardini, quindi a livello locale direi sì, sicuramente, non soltanto col mangime, ma anche col aumentare la anche piccola copertura arborea arbustiva del proprio giardino, a rendere disponibili delle piccole fonti di acqua dolce. Ecco, in questo caso questi piccoli interventi, però moltiplicati per migliaia di case, possono portare a un effetto assolutamente positivo. È chiaro che le specie che ne beneficiano sono quelle più adattabili, e quindi in questo caso abbiamo diverse specie, non tutte, ma sicuramente molte possono essere avvantaggiate, ed questo è stato anche provato scientificamente con numerosi studi, dalla disponibilità alimentare, soprattutto in inverno. Grazie. Linda invece ci chiede, la scorsa primavera con la chiusura totale sono stati notati dei cambiamenti di abitudini, ovvero sono state osservate delle anomalie positive direttamente connesse al rallentamento dell'attività umana. Sì, sì, confermo. Allora, nel caso del Fratino, ad esempio, c'è uno studio molto interessante compiuto anche dall'Università di Venezia, in cui, ad esempio, hanno potuto verificare un aumento del Fratino nei litorali, proprio, e mi sembra assolutamente condivisibile, proprio perché c'è stata una minor presenza antropica, e quindi questa specie, che è molto sensibile al disturbo, evidentemente è riuscita a riprodursi con un numero di coppie che prima non raggiungeva. Direi che questo aumento della presenza della fauna nel 2019 è stato verificato anche in Italia e non solo, ci sono anche lavori molto interessanti fatti in Spagna, ad esempio, e in altri paesi, e qui certamente le prescrizioni per il Covid hanno in qualche modo favorito la presenza di molte specie di avifauna. Ok, passo a un'altra domanda. Simone ci chiede se ci sono dati circa la reale diffusione e consistenza delle popolazioni di succiacapre in Veneto. Sì. Bella domanda, non l'ho trattato, è una specie interessantissima. Ce l'abbiamo dai litorali degli Alberoni o di Caromano, alle Osi, UF, Lipo, fino alle grave del Brenta o alle zone delle Prealpi. Non abbiamo degli studi dettagliati, ad esempio del collega Borgo o del collega Pegorer, ma non abbiamo una stima precisa a livello veneto. Ecco, questo è un altro di quei vuoti conoscitivi che sarebbe assolutamente necessario colmare, sia per questa che altre specie di grande interesse, come cito più o meno a caso, la verla piccola o il tarabuso. Quindi sicuramente abbiamo una lacuna conoscitiva che andrebbe colmata. Ok, l'altra domanda è relativa alla caccia. Si chiedono se la caccia incide molto sugli acquatici svernanti nel delta, mette caccia a bracconaggio, però insomma intendiamo caccia, visto che alcune specie sono cacciabili. E se ci sono anche in Veneto numeri importanti di oche svernanti come nel vicino Friuli. In parte hai già risposto a quest'ultima. Sì, sì, innanzitutto direi che separiamo bene caccia da bracconaggio, perché la caccia è un'attività regolamentata. Purtroppo anche nel Veneto abbiamo ben visto che ci sono casi di bracconaggio, che è tutt'altra cosa, ovviamente da condannare in maniera più assoluta. Per quanto riguarda l'effetto della caccia, avete visto gli acquatici sono in forte aumento in Laguna di Venezia. In Laguna di Venezia, nel delta del Po, anche in Laguna di Caorle. Non possiamo entrare in dettaglio negli effetti dell'attività venatoria. Personalmente non sono contrario all'attività venatoria, se appunto si avvale di studi precisi, di monitoraggi precisi, se consideriamo che sia un prelievo sulla una parte della fauna presente. Anche in questo caso devo però dire che non abbiamo dati molto precisi, per cui certamente sarebbe opportuno. Al momento direi che non mi sembra sia una causa particolarmente determinante per buona parte delle specie. Per quanto riguarda la presenza di oche, certamente sì, negli ultimi anni sia prima nella zona orientale del Veneto, quindi Laguna di Caorle e valli della Laguna di Caorle, bonifiche circostanti, ma ultimamente anche in Laguna di Venezia abbiamo dei forti aumenti di oca selvatica, granaiola, quindi siamo arrivati a migliaia di esemplari, quindi certamente in aumento.
Ok, Paolo ci chiede una domanda un po' più tecnica: che impatto ha il bycatch sugli uccelli lagunari? Esistono studi o dati? Ah, sì, sì, sì. Beh, ringrazio Paolo per questa domanda perché purtroppo da questo punto di vista siamo all'anno zero, quindi diciamo bycatch, quindi effetto ad esempio delle reti che vengono poste nella laguna o nel delta per quanto riguarda gli uccelli teofaci che possono entrarvi e poi annegarvi. Citavo un'altra volta in una breve lezione al Master dell'Università di Venezia, vi sono studi in Canada sulle strolaghe, per esempio, che dimostrano come nel caso di piccole popolazioni localizzate in alcuni laghi, la mortalità dovuta a affogamento nelle reti fosse molto molto pesante, quindi in grado di influenzare negativamente la popolazione. Nei laguni di Venezia o comunque nel delta del Po e nell'ambito costiero non mi risulta ci siano dati. So che ci sono state delle osservazioni di tuffetto di svasso piccolo, ad esempio morti annegati, ma si tratta soltanto di dati anedotici e quindi non abbiamo una reale dimensione di quanto possa influire sulle popolazioni. Purtroppo, questo sì. Ok, un'altra domanda, ce ne sono ancora 4-5, te le farò velocemente. Una è, vorrebbe sapere la consistenza del francolino di monte e sapere chi si occupa del monitoraggio di questa specie, quindi magari a chi rivolgersi. Qui non ho in questo momento non ho dati precisi. In provincia di Belluno ci sono diversi censimenti operati dai cacciatori, attività venatorie e consulenti. Non ho al momento dati, sicuramente è in calo, popolazione molto modesta, però rimando a quella carta faunistica nel quale i colleghi hanno trattato in maniera esauriente la specie con i dati che allora si avevano. Quindi direi di andarsi a scaricare il volume della carta faunistica del Veneto. Elena poi ci chiede se c'è una correlazione tra l'aumento del numero di popolazione e l'aumento di censitori che sono impegnati in queste attività di monitoraggio. Elena ha ragione, se vi ricordate quanto dicevo nella GRU, è chiaro che nel corso degli ultimi 10 anni nel caso di Ornitò sono aumentati molto gli osservatori e quindi questo evidentemente porta a una maggior facilità di rilevamento della specie e quindi a un aumento in qualche modo dovuto non all'aumento della specie ma all'aumento dei rilevatori. Però se facciamo i confronti con altre specie vediamo che questo non avviene e quindi nel caso della GRU specifico evidentemente si tratta proprio di un incremento della specie. Nel caso dei censimenti degli svernanti direi di no, perché sono censimenti fatti ormai da 30 anni con maniera molto precisa, regolati, coordinati da persone che hanno 20 anni e più di esperienza, per cui direi che possiamo escludere che sia dovuto a un aumento dei rilevatori. Certamente i rilevatori sono migliorati nel tempo, adesso occorre fare anche un esame e quindi evidentemente rispetto a un tempo siamo certamente più precisi nell'identificazione delle specie e secondariamente anche nella stima, perché come vi dicevo prima non è un vero e proprio censimento, ma è più correttamente una stima non semplice, perché alle volte quando si tratta di contare un branco di 30.000 anatre, chiaramente c'è un notevole margine, però i rilevatori sono sempre più esperti, quindi siamo sempre più confidenti nella veridicità dei dati che sono stati presi. Allora, arrivo alle ultime domande. Se ci sono studi sull'impatto dei gatti randagi sull'avifauna? Tematica molto molto controversa. Nel Veneto no, non ci sono studi in questo caso, ovviamente all'estero sì. In Stati Uniti, in Inghilterra hanno trovato dei valori elevatissimi dovuti alla predazione da parte di gatti rinselvatichiti, gatti ferali, gatti lasciati liberi dai padroni. Quindi si stima che sia una delle cause maggiori di mortalità per l'avifauna la predazione dovuta a gatti domestici o semidomestici. Nel Veneto non abbiamo dati, è probabile che in alcune zone urbane o semiurbane la predazione dovuta ai gatti domestici e semidomestici sia forte anche in questo caso, ma non abbiamo dati. Allora, poi c'è una domanda specifica sulla spatola, se ci sono aggiornamenti inerenti alla sua nidificazione in Laguna di Venezia. Allora, fino all'anno scorso no, purtroppo non abbiamo nidificazioni nella Laguna di Venezia. Certamente ha nidificato l'anno scorso nel delta del Po,
quindi abbiamo proprio, c'è un articolo fatto dai colleghi Valle, Sartori e Verza, che riporta la nidificazione di qualche coppia, 2 o 3 coppie in una colonia nel delta del Po. Quindi, pur essendo comune durante le migrazioni e anche in estate, però è molto rara come nidificante. È un po' come l'erone bianco maggiore, stessa cosa, specie comune ma non come nidificante. Poi le ultime 2 domande: quali sono, diciamo, le specie completamente scomparse dal Veneto? In realtà di specie completamente scomparse, almeno negli ultimi decenni, non me ne vengono in mente. Per cui, come vedete, anche in una delle prime slide c'era la checklist con l'elenco delle specie, e ovviamente no. Se pensiamo in epoca invece ancora più lontana, è chiaro che evidentemente, non so, penso al gipeto, erano presenze in tutto l'arco alpino e ovviamente anche nel Veneto, e così vale per il grifone, ma parliamo dell'800, quindi primi 900, per cui negli ultimi decenni non mi viene in mente nessuna specie che sia scomparsa come tale dal Veneto. Ok, adesso ti faccio le ultime 2 domande che sono correlate una all'altra. Giovanni ci chiede se faccio avvistamenti anche tramite foto, c'è qualche modo di partecipare a qualche censimento online o tramite foto mandate a persone che se ne occupano, e si collega alla domanda che ha fatto anche Federico, se ci sono progetti attivi di citizen science in Veneto. Ma guarda, poi prendiamo la seconda. Certamente, ad esempio, il Museo di Storia Naturale di Venezia sta sta dando un progetto di citizen science, non sulla bifana, ma sullo scoiattolo. Ci sono adesso proprio adesso è in atto l'Atlante del Comune di Venezia, Atlante della bifauna, Atlante urbano della bifauna del Comune di Venezia, e provinciale, sia nidificanti che svernanti. In questo caso fate riferimento al Museo di Venezia o a Birding Venice, quindi l'amico Stivale, l'amico Mauro Bon, e questo può essere un momento interessante per poter partecipare comunicando i propri dati, meglio ancora se ci sono foto, perché così si può essere assolutamente certi sull'identificazione. Altro modo indiretto di partecipare, come dicevo prima, è quello di mandare le proprie segnalazioni nella piattaforma Ornitò. I dati vengono poi rivisti da un coordinatore provinciale o regionale, da un esperto provinciale o regionale, però in questo modo si contribuisce veramente a una conoscenza dell'avifauna. Tenete conto che attualmente ci sono qualcosa come 8 milioni di dati immagazzinati in Ornitò, quindi una base enorme, e anche per il Veneto è veramente interessante. Quindi direi di fare riferimento a istituti scientifici o, nel secondo caso, alla piattaforma Ornitò. Bene, non ci sono altre domande, per cui io ti ringrazio e passo la parola al professor Malavasi per la chiusura della giornata. Grazie Arianna. Io ringrazio in primis il nostro relatore, che veramente ci ha accompagnato in una bellissima carrellata che dalla laguna, dagli ambienti costieri ci ha portato fino in montagna. Sembrava quasi di essere presenti in questo viaggio che ci ha permesso veramente di avere una visione molto esaustiva e molto chiara dell'avifauna in tutte le sue componenti e a livello di tutti i possibili habitat ed ecosistemi del Veneto. Un quadro chiaro-scuro con luci e ombre, quindi c'è l'ombra di questi agroecosistemi in cui gli uccelli, molte specie tendono a diminuire, e ci sono le luci di altri gruppi che invece aumentano. Però io credo che in generale, insomma, quest'alta partecipazione che abbiamo oggi, sbirciavo nei partecipanti, abbiamo toccato quasi 100 persone, significa che sostanzialmente tutti noi siamo sempre più consapevoli, sempre più interessati al problema della biodiversità, della sua perdita, alle problematiche che sono quelle tipiche del nostro tempo, insomma. Per cui io credo che quest'alta partecipazione non voglia soltanto dire fascino nei confronti degli animali, amore per la bellezza della natura, ma anche proprio la voglia, io credo, di fare qualcosa per questa che stiamo chiamando transizione ecologica, no? Che non deve essere solo un'etichetta così di moda, ma che deve essere qualcosa di reale a cui tutti noi possiamo contribuire. Quindi io ringrazio il dottor Scarton, i partecipanti così numerosi,
tutti gli organizzatori di questo pomeriggio, veramente piacevole. E vi ricordo che il 7 di maggio abbiamo il prossimo appuntamento, che è invece sugli anfibi e i rettili del Veneto, e il relatore sarà il dottor Jacopo Richard di Veneto Agricoltura. 7 maggio, 15:30 come oggi, e vi aspetto numerosi. Spero di vedervi tutti quanti anche al prossimo incontro. E con ciò vi auguro una buona serata. Non so se la dottoressa Zorzi vuole dire qualcosa anche lei. Un saluto. Semplicemente sì, in conclusione, oltre che ringraziare tutti i partecipanti, favorire appunto questa partecipazione che sottolineavi anche tu, Stefano, perché molti dei partecipanti sono giovani e noi abbiamo molta fiducia che appunto siano loro che possano sostenere questi studi che per esempio il dottor Scarton sta portando avanti, perché penso che questa possa essere un'occasione per loro anche di entrare in contatto con delle associazioni, con una azione più concreta che si affianca anche ai loro studi, in modo che abbiamo anche dei cittadini sempre più consapevoli. Ecco, con questo invito io ringrazio tutti. Come sapete, appunto, se qualcuno sarà interessato, magari vi manderemo il link della registrazione se sarete interessati ad averla, e cosa vi posso dire? Alla prossima puntata.